un'altra dice, cosa si mangia questa sera? Chiamami poco, e allora poco, io tutti a vedere cosa si può mangiare questa sera. Tutte piccole cose, ma queste piccole cose formavano quello che era l'ideale per lui. E questa gente che vive a Poverina, da Cardinali, Figli, Rossi, tutti quelli che vedete facevano parte qui, diventati bravi, imparare che cosa voleva dire vivere in vita. Mi piace bellissimo che aveva considerato andare per via. E qui nasce questo insieme. Una cosa molto bellissima. Gli scrittori di Gigi hanno fatto questi questa cosa. Sappiamo, grandi, nel resto, dico che scrive stato per scrivere perché non fate notare, però avevano uno stile incomparabile. E questo di vedere che la signora Lattes era stata la storia nazionale. Questi sono i ricordi che ho. Tornando a noi, eccoci, Renato torna a noi e io voglio ancora dire anche a voi, piccoli figli, nei 2 anni che considero provinciale, abbiamo stabilito il 28 di ottobre di fare un ricordo di Cesi in maniera condivisa, confermazione particolare, Renato Cesi alla condivisa. Allora lo vedete sotto un altro aspetto, serio, dolce, quello che lui amava questa e Giovanni avrebbe avuto veramente la sua ispirazione spirituale. La signora Giovanni non ha capito. La signora Giovanni aveva osservato le donne piccole prostitute di Milano che lasciate sulla strada nel tavolo di strada sulla strada. Comunque, questa è stata la storia. Io ho cercato in tutti i modi di fermare la signora Giovanni, però non mi ha mai detto una parola contraria a Cesi, come Cesi non mi ha mai detto una parola contraria la signora Giovanni. Erano anche Renato aveva il concetto del bello, la signora del bene. Io non so, io dico sempre che il bello determina anche il bene, il buono, ma il buono